Il sociologo e docente all'Università di Messina, Francesco Pira, è stato ascoltato in audizione innanzi alla Commissione Formazione e Lavoro dell'Assemblea regionale sul tema bullismo e cyberbullismo. Azioni nei confronti dei genitori, anello debole. Sono stato davvero contento di essere ascoltato ieri in audizione dalla quinta commissione del Parlamento regionale all'Assemblea regionale a Palazzo dei Normanni. Ringrazio il presidente San Martino che mi ha dato la parola per primo. Erano presenti anche il presidente regionale del CONI, l'onorevole D'Antoni, e naturalmente tutti i deputati che fanno parte della commissione, i rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale e i dirigenti dell'assessorato alla formazione e all'istruzione. Il disegno di legge, che è appunto il numero 239, che ha appunto come primo firmatario l'onorevole De Domenico di Messina, è un impianto diciamo che ha il meritevole intento di rispondere a un'esigenza urgente di intervento su una materia che tutte le ricerche scientifiche a livello internazionale e nazionale nell'ultimo decennio evidenziano come una preoccupante tendenza sociale, non più una semplice devianza che impatta su una fetta rilevante della popolazione giovanile. Tutti gli attori inseriti nel disegno di legge sono sicuramente attori importanti, ma c'è da dire che occorre, ed è quello che io ho sottolineato, una maggiore centralità da parte della stessa normativa in azioni rivolte ai genitori, vero anello debole che necessitano di un accompagnamento strutturato e anche continuo. Infatti ho proposto una formazione permanente, ma anche diciamo dei corsi che non debbono soltanto riguardare gli studenti o i docenti, ma anche i genitori, una sorta di scuola per genitori come c'è in altri paesi europei. E poi l'articolo che riguarda la costituzione di una consulta, ho proposto anche che questa costituzione di una consulta possa essere allargata a tecnici che possano fare soltanto non una valutazione diciamo numerica e quantitativa di quello che sta avvenendo e di come la legge viene applicata, ma anche che vadano a valutare l'impatto sociale che questa stessa legge potrà avere, e quindi un monitoraggio costante delle azioni che vengono fatte.